Siamo con Carlo Lici, direttore sportivo della Montepone, arrivata qui a Gavone per giocare la seconda gara del triangolare. È stato finale 4-0, però la gara, bisogna dire a chi non l'ha vista, nel primo tempo è stata equilibrata. Ma io ho visto dei ragazzi tanto splendidi per come l'abbiamo affrontata. Ha mancato l'allenatore durante la settimana per motivi personali, i ragazzi non si sono allenati. Domani abbiamo una partita importante con la prima squadra a Bosa, Certo. E chiaramente abbiamo tutti fuori quota impegnati lì e abbiamo preso i ragazzi che c'erano a disposizione per fare questa partita e onorare tutto il campionato che abbiamo fatto con la Juniore sino ad oggi, visto che abbiamo vinto il girone nostro del Sulcis. Siete tra le prime 6 squadre della Sardegna, questo la dice lungo, insomma, sul valore dei giovani della Montepone che punta anche all'eccellenza. Sì, domani infatti ce ne saranno in prima squadra 6-7 che oggi non avevamo a disposizione con noi, però va bene così. Certo. Bisogna anche fare i complimenti ai 22 in campo che oggi hanno davvero Sì. dovuto giocare praticamente in una piscina, insomma, alla fine io segnalerei anche il bellissimo gesto di applauso verso i tifosi che hanno ringraziato per tutto quello di buono che è stato fatto quest'anno. Noi abbiamo vinto una Coppa Disciplina, l'educazione per noi è la base per i ragazzi, è quello che gli insegniamo. Per noi è importantissimo anche quello, non è il risultato poi a fine gara che conta, Certo. Sì, la serenità dei ragazzi, perché è uno sport, noi dobbiamo insegnare quello ai ragazzi. Ecco, tra Ferrini e Taloro è certo difficile comparare visto che oggi si è giocato in un campo molto pesante, però qual è tra le due squadre quella che potrebbe andare in finale? Allora, noi abbiamo affrontato entrambe le squadre senza i ragazzi perché la scorsa settimana avevamo uno scontro diretto col Guspini in prima squadra e chiaramente avevamo lo stesso problema. Il Taloro lo vedo una squadra più concreta, sinceramente, più di peso, mentre tecnicamente la Ferrini è una bella squadra, perché lavorano assieme da tantissimi anni, hanno creato negli anni loro. Certo. Al contrario nostro che siamo 8 mesi tutti assieme perché la società era messa male quest'estate, l'abbiamo ricomposta. E il Taloro la vedo una squadra molto concreta con gli uomini, vedo che l'allenatore gli fa quadrare bene, di conseguenza io penso sia una bellissima partita. Se mi parla di percentuali, ma secondo me se il Taloro si presenta con questa squadra così, penso che se la possa portare a casa. Benissimo, noi vedo il Taloro concreto. Noi facciamo ovviamente i complimenti a tutti i ragazzi della Montepone che sono venuti qua a Gavone a giocarsi la partita e a tutti quelli che sono stati protagonisti di questa bellissima stagione e un grande in bocca al lupo alla prima squadra per domani a Bosa. Speriamo bene. Grazie a voi.